Venezia, due modi di vedere e vivere la stessa città, due approcci diversi ad uno stesso problema. Che cosa pensano un turista e un residente della città più bella del mondo? Ci troviamo a Venezia. Venice, no Venice Beach, California, ma Venice, Italia. Onga. Siete di? Venezia, sono veneziani. LA, Ora che ti va a risponderti, non lei. LA, Los Angeles. Ah, Una cosa bella di Venezia. una. Tutte. Ragazzi, la città più bella del mondo. Tutto bello Venezia, Ponte Sospiri, Piazza San Marco. Io vengo qui tante volte, piace sempre. I love Venezia, I love. Un problema di Venezia. Ora mi dispiace anche a dirlo perché sei qua, ma i turisti, sei troppi, che ne sei troppi in giro. Neanche non si cammina per le strade. La città è diventata invivibile. Veneziani? Oh, come ti te permetti, oh? Venezia è una città pulita o sporca? Ora, devo dire, compatibilmente alla quantità di turisti, anche pulita. Ma delle volte vado in giro per la strada e mi vergogno, sacchetti abbandonati in giro, i cestini pieni di roba che non sta più niente. Perché poi i turisti che butta dentro i sacchetti chi ha a casa negli appartamenti in affitto, no? E butta uno, e due, e tre, e dopo non sta più niente e casca fuori tutto. Città è un po' sporca, tu hai cosa che bevi e non sai dove buttare, cestini pieni, o mangi pizza e dici dove butto cartoni, tu non sai, butti là, come il sacchetto garbage, scoassa, no, di casa, immondizia a casa, nessuno mi ha detto niente e io ho buttato cestino in strada. Ti ha visto? Ti ha visto che ho ragione? Sei ori che sporca. Cosa fate per vivere? I'm a movies director, mi faccio film. Sì, in testa però. Ma chi sei questo qua? E lei? Los Angeles. No, lei. Ah! No, io sono nel settore turistico, affitto appartamenti, ne ho 7. Tra poco dovrei prendere anche l'8º. Diciamo che non posso lamentarmi. Direi proprio di no. Ma scusi, sti commenti come si permette? Lei invece ai suoi ospiti, rispetto alla raccolta differenziata, che indicazioni dà? Io? Tutte! No, perché lei adesso mi tocca su un punto, No, perché non nego, che alcuni miei colleghi se ne freghino, Magari danno le chiavi al momento del check-in, non spiega niente e via. Però io onestamente faccio tutto il possibile, Io spiego dettagliatamente come fare la raccolta differenziata, i giorni, gli orari, no, perché io ci tengo alla pulizia della mia città. Io sono stato ospite da signore una settimana e lui mi ha detto niente. Io sentivo in the morning din don spassino, ma non capivo cosa era. Anyway, giorno dopo porto sacchetti in cestino strada. Portato sacchetti in cestino in strada. Allora ti ha visto che sei ori? I cestini servono a contenere i rifiuti da passeggio, tipo i fazzoletti di carta, Le coppette di gelato, i pacchetti di sigarette, bottigliette di plastica. insomma oggetti di piccole dimensioni. Fatto sta che dopo poco i sei già pieni. E perché? Perché? Perché in tanti, in primis i turisti, spesso che butta i sacchetti di casa. E dire, c'è colpa dei turisti! Certo, ma i turisti da qualche parte dorme, no? E allora, cari proprietari di case o gestori di locazioni turistiche, diamo loro le giuste indicazioni. Veritas ha preparato degli opuscoli con tutte le informazioni. Si trovano nel sito gruppoveritas.it. Basta stamparli e metterli in casa. No. Dai! Abbiamo finito, posso andare, grazie. E così mi sarebbe quello che non ti dà indicazioni sulla differenziata? Lei mi ha detto niente a me, ok? Ok. Quando sei che ti parti? Venerdì ore 11 o'clock. E ti vorresti che te tenissi i bagagli finché ti stai in giro, Yes. Caviti da testa! E però con sacchetto garbage in apartment, adesso come faccio io? E lei? Lei chi? No, è lei nel senso del Los Angeles. Ti metti in trolley e ti porti a casa. Sì,
I don't Ma believe it. cosa? I don't Ma vai believe it. giù, It's corri. crazy. It's crazy.